Siamo a Belluno, al Teatro Buzzati. In questa città le benemerenze del CONI tornano dopo 16 anni. È sempre una bella occasione tutti gli anni premiare gli sportivi, le società, insomma tutto il mondo dello sport, ma non si poteva, professor Ponchio, non fare nella Belluno Olimpica, perché ormai siamo veramente alla rush finale. Proprio così, abbiamo scelto Belluno perché quest'anno tocca Belluno, questa importantissima cerimonia che onora chi ha onorato lo sport, persone, società, personalità, grandi personalità dello sport, è itinerante nel Veneto. Quest'anno Belluno, in un bellissimo sito che è il Teatro Buzzati, e siamo felici di essere qui. Sono felice che abbia accettato l'invito una serie numerosa di autorità amministrative e politiche, ma soprattutto il mio grande presidente neoeletto del CONI nazionale, Luciano Bonfiglio, che sarà qui con noi a, come dicevo, onorare chi ha onorato lo sport. La prima volta del neopresidente Buonfiglio in Veneto per le benemerenze del CONI e poi si diceva nell'anno che oramai ci sta portando alle Olimpiadi. Evidentemente tutto il mondo dello sport veneto e non solo guarda a febbraio e a marzo. Beh, stiamo guardando a febbraio-marzo, non a caso, oltre che il presidente nazionale del CONI, ci sarà anche il presidente Gios, Andrea Gios, presidente nazionale della Federazione a Ghiaccio, una delle due grandi protagoniste chiamate in causa per le Olimpiadi. Sono molto felice che sia qui con noi, quindi c'è una partecipazione, diciamo, della governance dello sport italiano, ma sono soprattutto felice di essere collocato, di aver collocato questa cerimonia a Belluno, che è emblematico dello sforzo che sta facendo tutto il mondo dello sport, la Regione Veneto e CONI in particolare, il comitato organizzatore perché le Olimpiadi riescano come dovranno riuscire, cioè un grande successo. I telespettatori ci conoscono ormai in questi anni, tante volte abbiamo raccontato le imprese dei nostri atleti, tecnici e società, ma per chi ci segue per la prima volta, che cosa sono le benemerenze del CONI? Le benemerenze, che non sono un premio, come dirò in apertura, ma sono un doveroso riconoscimento a chi ha dato tanto allo sport, gli atleti con i loro risultati, e avranno le medaglie d'oro, argento e bronzo. Noi in questa cerimonia accomuniamo atleti, dirigenti e allenatori e consegniamo le benemerenze di argento e oro. Quelle di bronzo, che sono molte per fortuna per il Veneto, saranno consegnate in cerimonie dedicate nelle singole province di appartenenza. Quindi gli atleti le medaglie, e sono 44 oggi presenti, dirigenti, società e allenatori sono una ventina, siamo contenti, sono l'elite, abbiamo due medaglie, due stelle, e a questi consegniamo le stelle come riconoscimento, che è anche un bellissimo oggetto artistico, le stelle d'argento e d'oro. Quest'anno abbiamo, tra virgolette, solo due stelle d'oro, una per una società e una per una personalità. Ricordo, così magari mi sentono anche, mi vedono amici dello sport, che le onorificenze vanno richieste, bisogna compilare un modulo, mandarlo a noi CONI e poi una commissione nazionale a Roma le aggiudica facendo una specie di graduatoria. Quest'anno siamo contenti di avere 44 eventi, una 60-65 benemerenze, ma vogliamo salire, quindi chiedo che il mondo dello sport, i dirigenti, i tecnici, i presidenti si presentino la domanda, perché il prossimo anno vorrei che ci fossero il doppio di onorificenze, perché lo sport veneto merita molto, merita moltissimo per quello che fa. Luciano Bonfiglio, neoeletto presidente del CONI nazionale, la prima uscita pubblica da presidente dello sport italiano in Veneto avviene a Belluno e non poteva essere altrimenti. Ho accolto con emozione perché ancora non mi ci sono abituato a rappresentare il CONI, ma anche con molto affetto per i tantissimi legami che ho con il Veneto. È una regione che merita, come dicevo prima nel mio saluto, il rispetto di tutta Italia, per la gente che siete, per le iniziative, per le imprese, per le società sportive, perché sono società che sono ben inserite nel territorio, sono società che non solo promuovono lo sport, ma sono anche punto di riferimento per lo sport italiano in termini di altissime prestazioni in tutte le discipline.
e quindi il presidente del CONI non è solo per dovere ma è per piacere che è qui oggi in Veneto e a Belluno. E il Veneto, Belluno e l'Italia sono pronti all'evento Olimpiadi Invernali di Milano Cortina? Partendo da oggi, con una giornata di sole come quella che ho trovato, direi che è fantastico, non è pronto, è fantastico, ma questa è una sicurezza come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo, voi siete gente che quando dice di fare una cosa la fa, non perdete tempo, senza fronzoli e la fate e l'avete dimostrata anche per le Olimpiadi che si stanno apprestando, contribuendo con persone, con mezzi e con località. Ha detto prima, non possiamo essere comparse, dobbiamo essere protagonisti. Ha usato un termine un po' più colorito lei in realtà rispetto a comparse. A chi si riferisce? Agli atleti, alle istituzioni, al mondo dello sport? Secondo lei a chi va questo messaggio oggi? Prima di tutto a me stesso, perché non si può perdere tempo e quindi il mio senso di responsabilità aumenta ogni volta che ho l'occasione di incontrare come questa atlete, atleti, dirigenti e tecnici. Se vuoi arrivare all'obiettivo lo devi condividere con tutte e con tutti, devi fare in modo che tutte e tutti sappiano qual è l'obiettivo da raggiungere, devi essere il primo a mettersi in gioco e trasmettere quell'entusiasmo e quella consapevolezza con l'impegno quotidiano e allora sì che siamo una squadra, siamo vincenti e siamo protagonisti. E qual è per lei personalmente l'obiettivo da raggiungere da qui al 6 febbraio e nei prossimi 4 anni? L'obiettivo delle Olimpiadi è quello di rendere un servizio all'Italia nei confronti di tutto il mondo perché è un'opportunità di visibilità incredibile che mostrerà dei luoghi, mostrerà l'impegno di chi ha organizzato, mostrerà la bellezza del nostro territorio e attirerà, secondo me, tantissimi turisti. Le atlete e gli atleti, a loro rivolgo sempre il mio saluto più affettuoso perché subiranno delle pressioni enormi. Per esempio, pensa a tutti i tuoi colleghi e ai media che tutti i giorni ad atleti e atleti che non sono abituati come nel calcio o nel tennis ad avere questo protagonismo, a reggere la tensione, a isolarsi dalle pressioni e a dare tutto quello che hanno in gara. Noi ambiamo a rimanere sempre al top come nazione e come Comitato Olimpico e le due federazioni impegnate, la Federazione Sci, la Federazione Sport Ghiaccio, la Federazione Sport Invernali e la Federazione Sport Ghiaccio, i loro presidenti Flavio Roda e Andrea Gios stanno lavorando con l'ossessione della cura del minimo dettaglio, con loro per gli atleti e le atlete. Quindi io sono convinto che porteremo a casa quello che ci meritiamo, cioè protagonisti di successo. Non so se gliel'hanno già fatta, ma nel caso si prepari perché da qui al 6 febbraio gliela faranno tutti. Obiettivo minimo di medaglie per queste Olimpiadi ce l'abbiamo? Guarda, noi ci siamo posti un obiettivo, quello di arrivare preparati. Quando un atleta arriva alle Olimpiadi vuol dire che è già super. L'atleta che arriva in finale alle Olimpiadi vuol dire che è eccezionale. L'atleta che vince una medaglia non è normale. Io spero di avere tanti atleti non normali. Nadia Bortot, con la Stella d'Argento al merito sportivo è stata premiata oggi la sua carriera da dirigente della Federazione Sport di Ghiaccio, ma lei ancora oggi è impegnata a livello nazionale in questa federazione e quindi non possono fare la domanda. Siamo pronti per queste Olimpiadi invernali in Veneto? Penso proprio di sì, penso che Cortina sia già pronta, la struttura del ghiaccio, in particolare il curling, è pronta, è quasi pronta, adesso stanno allestendo per le televisioni, per le cose varie, ma la bellissima pista, il nostro stadio olimpico di Cortina che è storico, è pronto e speriamo siano pronti anche i nostri atleti. Come federazione come arrivate a questo appuntamento olimpico? Con tanto patema perché abbiamo tante medaglie da difendere e quindi abbiamo tante specialità dal curling al pattinaggio di figura e naturalmente la velocità, short track e pista lunga e poi c'è anche l'hockey che speriamo faccia la sua degna figura.
Se ripensiamo a come era andata a Torino l'ultima volta che avevamo giocato le Olimpiadi in casa, dal ghiaccio erano arrivati degli exploit memorabili. La speranza è che giocando in casa possa succedere di nuovo, non dico lo stesso numero di medaglie, ma almeno qualcosa di simile. Ma allora abbiamo avuto un grande exploit sulla velocità, la pista lunga con Fabris Veneto e Sanfratello Veneto, anche lui che attualmente è il nostro segretario nazionale. E però qua speriamo di riuscire a fare anche meglio di Torino. Io ho avuto la fortuna di collaborare anche a Torino, collaborerò anche qua, quindi 2 Olimpiadi italiane, ho avuto la fortuna di lavorarci, avrò la fortuna e sono molto orgogliosa di questo. Team Veneto, società che oggi ha ricevuto la stella d'argento al merito sportivo, quindi ovviamente dei meriti indubbi per gli atleti che avete creato, che continuate a crescere, è un'attività davvero dalle dimensioni enormi innanzitutto. Sì, è un'attività che noi portiamo avanti da tanti anni, abbiamo preso la stella proprio per i 30 anni di attività che abbiamo festeggiato nel 2023. È un'attività che ci rende orgogliosi di quello che facciamo, insegniamo ai ragazzini a nuotare, li portiamo nelle scuole nuoto, li portiamo ad amare il nuoto e poi quelli più promettenti vengono avviati all'attività agonistica e in alcuni casi poi si avviano all'attività nazionale ed internazionale e ci hanno dato anche molte soddisfazioni, insomma. Ecco, ricordiamo che nel vostro palmarès avete, diciamo, consacrato anche un'olimpionica come Novella Calligaris. Ovviamente adesso c'è un'attività che va avanti. È difficile poi portare avanti questa attività, l'attività di educazione, di insegnamento, di introduzione al nuoto. Allora, la parte difficile non è tanto poi la parte dell'allenamento, ma è quella di organizzare l'attività. La gestione delle piscine è difficilissima perché sono impianti energivori, quindi in questo momento storico sicuramente è la parte più difficile, mentre la parte tecnica e la parte agonistica è quella che ci appassiona di più e quindi i sacrifici si affrontano con maggiore contentezza perché poi i risultati ci ripagano del lavoro svolto. Vogliamo ricordare quali sono le dimensioni della vostra attività quotidiana, non solo in termini di atleti tesserati, ma anche di scuole nuoto. Allora, noi raccogliamo gli atleti di 8 impianti sparsi nel territorio veneto e quindi abbiamo a che fare con un bacino che raggiunge quasi 10.000 bambini che frequentano le scuole nuoto per arrivare poi all'attività di avviamento all'agonismo circa 300-400 bambini e l'attività di elite che coinvolge 100 atleti tesserati. E tra questi c'è qualcuno su cui scommetterebbe in un futuro, non dico olimpionico, ma davvero importante? Beh, sicuramente il nome che tutti quanti hanno sentito nominare quest'estate, a parte i nostri veterani che hanno portato medaglie alle recenti Olimpiadi, è quello di Alessandra Mao che è esplosa nella scorsa stagione ed è sulla cresta dell'onda da questa stagione in poi. Tutti si aspettano qualcosa da lei, è ancora piccola perché ha 14 anni e noi ci occuperemo di farla crescere con serenità e con consapevolezza. Una nuova Federica Pellegrini o è un po' eccessivo il paragone? Purtroppo il paragone lo hanno fatto in tanti, il fatto anche che fa la sua gara perché lei fa i 200 stile libero, quindi il paragone è venuto naturale. Purtroppo noi cerchiamo di farla crescere con i suoi ritmi e con la sua voglia di fare, con la voglia di divertirsi intanto. Poi se diventerà una nuova Federica Pellegrini ne saremo sicuramente orgogliosi e felici. Giorgio Crema, palma d'argento al merito tecnico. La sua carriera è iniziata come judoka nel 1960, il che noi non vogliamo dire che siano passati tanti anni, è tutta esperienza però. Certo, ho cominciato come atleta, ovviamente ero giovincello, avevo 12-13 anni e poi man mano c'era necessità di avere degli insegnanti perché all'epoca non ce n'erano e mi hanno mandato all'accademia. Ho fatto 6 mesi di accademia a Roma e dopo quando sono tornato ho cominciato l'attività vera e propria, sempre non mia attività personale, ma bensì una palestra. Poi piano piano se ne sono andati e io ero l'unico e ho continuato quell'attività a insegnare e creare i corsi di bambini, di adulti, eccetera, eccetera. Ed eccomi qua alla fine, che tuttora sono in Materassina, anche alla mia tenera età. E rispetto ad allora la disciplina come è cambiata? Era forse meno nota all'epoca quando lei ha cominciato in Italia o era ugualmente già molto diffusa? No, giustamente come hai detto era poco conosciuta, però man mano che facevi, come ha detto il presidente del CONI,
regionale Ponchio, il professor Ponchio, e ovviamente attraverso le piazze, attraverso almeno dove sono io a Padova, il Prato della Valle, nelle varie piazze poi si facevano queste attività sia estive che invernali e piano piano ha cominciato a conoscere ovviamente questa attività. Poi la fortuna tuttora è quella dei studenti universitari. Allora vengono da tutto il Veneto a studiare a Padova, come ben sa, e automaticamente si iscrivono alla nostra società. Ovviamente non è che poi saranno i nostri atleti, o sono stati, però c'è alcuni anni, 4-5 anni, che resteranno con noi e faranno le gare per noi. A livello impiantistica come siamo messi? Nel senso, sappiamo che il problema degli impianti delle palestre per molte discipline è un problema al giorno d'oggi. Per voi com'è? È un problema per il semplice motivo che si parla per quanto riguarda i palazzetti. Nei palazzetti ci sono, non so, 100 attività sportive, lei capisce che lui arriva e non trova posizione, posto. Quindi siamo a livello privato, inteso, troviamo delle postazioni dove si può fare questa attività. L'unica cosa è che, per esempio a Padova eravamo parecchie società e siamo rimasti solo in 2 noi e la cosa del corso universitario. Dopodiché chiuso tutto, perché come si diceva tutti quanti è sempre un sacrificio e i costi aumentano, le quote devono mantenersi a un certo livello, se no non vengono. E allora eccoli qua, allora cerchiamo di bilanciare un attimino e quelli che si hanno si cerca di portarli. Io ho portato parecchia gente ai campionati italiani a vincere eccetera, però sia per gli atleti ma anche per gli insegnanti è un sacrificio, perché si parla molto bene degli atleti giustamente, però anche noi siamo là, viviamo in palestra in poche parole. Sabrina Vannini, medaglia d'argento al valore atletico per un titolo europeo, 2 importantissimi riconoscimenti. Esatto, poi il 2023 è stato un anno magico perché ho giocato in entrambe le federazioni di tiro con l'arco e ho vinto entrambi gli europei, perciò ho portato a casa 3 medaglie d'oro, una anche in coppia con un mio compagno e sono molto fiera sia quando sento l'inno che quando ci sono questi momenti di riconoscimento, come giustamente è stato detto, dei nostri risultati che derivano dai nostri impegni e la nostra determinazione. Quali sono secondo lei le doti principali che deve avere un grande arciere? La vostra è una disciplina di grande autocontrollo, di grande sangue freddo, non è per tutti. Tutto si può allenare, però è vero, nel nostro sport il 70% è dato dalla mente, dal controllo, dalla gestione dei momenti di difficoltà, dalla capacità di cancellare una brutta freccia e di ricominciare. Perciò sì, il gesto tecnico, l'allenamento fisico, ma anche la mente, perciò sì, è quella la cosa più determinante per i risultati finali. Arrivati questi importanti traguardi, per il futuro si è prefissata qualche altro nuovo obiettivo? Beh, diciamo che dopo aver vinto questi europei ho vinto i mondiali l'anno dopo, perciò l'anno prossimo ci saranno i mondiali in Sud Dakota e da gennaio ritorno con gli allenamenti programmati e il mio obiettivo è lì. Yuri Tiozzo-Celi, medaglia d'argento al valore atletico. Che cosa significa questo riconoscimento, oltre ovviamente al traguardo sportivo in sé? È una grande soddisfazione perché le stagioni agonistiche si susseguono, non sempre con grandi risultati, però quando arrivano ovviamente sono soddisfazioni. È un grande, come dire, un grande premio e sono contento di essere qui a Belluno. Terzo classificato al campionato del mondo di una disciplina molto particolare, no? Sì, nella ski, quindi nella disciplina della motonautica, per chi non la conosce è la disciplina, la moto d'acqua, quella con la guida in piedi. È stato un anno impegnativo il 2023, però ce l'abbiamo fatta col terzo posto appunto al mondiale, è andata bene. Ma com'è stato l'avvicinamento a questa disciplina? È una passione che è nata da piccolo come molte passioni o che si è sviluppata dopo? Beh, è stato mio padre che a 9 anni mi ha preso la prima moto d'acqua, io già facevo motocross e quindi da lì dopo è diventato uno sport, è diventato anche un lavoro e quindi è la mia vita. È più facile guidare la moto sulla terra o sull'acqua? È diverso, diciamo che la moto d'acqua ci sono molte onde, quindi diventa un po' più impegnativo sotto certi punti di vista.
Chioggia negli ultimi 2 anni possiamo dire che è diventata la capitale veneta della motonautica e io direi quest'anno è la capitale nazionale della motonautica, quindi direi che a Chioggia si fa la vera motonautica. E speriamo che il futuro sia allora sempre meglio giocando in casa. Speriamo di potercela giocare bene. Anna Bullo, campionessa europea di ginnastica aerobica in gruppo e oggi medaglia d'argento al valore atletico. Cominciamo dall'impresa sportiva perché per te è stata la prima volta un Iride europeo, immagino che non succeda tutti i giorni. Sì, è stata un'emozione unica e ricordarlo qui con tutti questi sport molto diversi per me è un'emozione e appunto un'occasione anche per festeggiare la vittoria, ma soprattutto tutto quello che ci sta dietro, quindi tutti i sacrifici, e tutte le persone che ci hanno sostenuto, gli allenatori, i genitori, quindi penso che questa medaglia non vada solo a me e solo al mio gruppo, ma anche a tutti quelli che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Negli ultimi 2 anni la ginnastica italiana ha raggiunto dei livelli probabilmente mai visti prima. Da dove nasce secondo te, tu che la vivi anche dall'interno? Beh, diciamo che comunque in generale la federazione ci sta molto dietro, gli allenatori sono preparati, ci sono sempre corsi di aggiornamento, quindi nuove tecniche e si cerca anche di portare insomma nuove attrezzature, purtroppo non sempre è possibile, però anche quello ci aiuta molto, avere le attrezzature giuste per allenarci fa la differenza. E poi ovviamente il sacrificio tra virgolette degli atleti, quindi la scelta di voler dedicare proprio anche la propria vita a questo. Quindi a volte sembra più un sacrificio non poter andare in palestra che invece fare l'allenamento, quindi è una cosa che parte secondo me da dentro e che però deve essere accompagnata anche dall'esterno. E l'aerobica in gruppo che cos'è? È una disciplina particolare? Allora, la ginnastica aerobica è una disciplina poco conosciuta rispetto ad altre perché la ginnastica è uno sport molto antico ma si è evoluto e ginnastica aerobica è uno sport che si pratica in singolo, in coppia, in trio e in gruppo. Diciamo che è una specie, è simile alla ginnastica artistica, c'è una musica molto potente, elementi di forza, elasticità e di scioltezza però ha degli aspetti tutti caratteristici che sono da scoprire e spero che nel tempo venga conosciuta sempre di più. Luna Mendi, oggi hai ricevuto la medaglia d'oro al valore atletico come campionessa mondiale di Light Combat, un gran titolo che però sei subito chiamata a dover difendere e confermare. Esatto, partiamo tra qualche giorno, la prossima settimana per Abu Dhabi dove si terranno di nuovo i campionati mondiali. Il traguardo, il sogno è quello di appunto confermare il mio titolo, sempre nella solita categoria, quella che sento appunto mia da quando sono entrata nel mondo dei senior. E com'è nata la tua passione per gli sport di combattimento? Non so se l'hai sempre avuta o se ti ci sei avvicinata col tempo. Di sicuro col tempo sono appassionata di sport in generale, i miei genitori avevano una palestra, io ho fatto qualsiasi tipo di sport, tuttora ne pratico diversi, faccio kickboxing principale, poi faccio anche equitazione e tennis, quindi adoro lo sport in generale. Campionessa mondiale di tutti questi? No, non ancora. Il prossimo obiettivo? È il prossimo obiettivo. No, faccio gare in tutti questi sport, quindi a livelli diversi, però appunto la passione per lo sport mi ha trasmesso la passione per l'agonismo, per il mettermi alla prova e mi ha insegnato un sacco di valori, ad esempio la resilienza e il desiderio di spingersi sempre oltre, quindi non riesco a fermarmi, per ora, vediamo. Sport da combattimento, mi sono appassionata nel corso degli anni, grazie ai miei maestri che mi hanno trasmesso l'amore per la disciplina e per le specialità e ammetto che in famiglia, parte francese, ho un ex campione del mondo di box inglese che quindi probabilmente mi ha trasmesso qualcosa. Non so se esiste tipo un triathlon con l'equitazione e la box, però se un giorno verrà inventato tu ci sarai. O in caso lo invento io. Perfetto. Ci può stare. Oggi avete ricevuto la Stella d'Oro al merito sportivo per una storia ultradecennale, quella della vostra società che da Noale ha scritto anche la storia di questa disciplina in questo paese, possiamo dirlo? Beh, abbiamo dato un grande contributo a questo perché sono stati 50 anni ma molto intensi, nel senso che abbiamo macinato su tutti i fronti a livello di formativo, di promozione e soprattutto organizzativo, proprio come dicevo,
con la realizzazione del sogno più grande, che era quello di portare un campionato del mondo mai fatto in Italia, e ci siamo riusciti. Quindi tanta roba, insomma 50 anni che adesso in un minuto mi sono visto passare davanti. Immagino sia stato anche toccante, l'abbiamo visto sul palco, perché ovviamente non ha iniziato lei questa storia, ma è una storia di famiglia che va avanti di generazione in generazione. Sì, siamo, come ho detto, la terza e sono felice di passare il testimone, anche se non mi arrendo ancora, sono ancora in trincea, come si suol dire. È una storia di una famiglia, sì, di una famiglia, 3 figli. Ho dimenticato di ricordare mia moglie, atleta azzurra, 2 volte campionessa d'Europa, ma soprattutto perno di questa famiglia, che è lei che ha consentito che noi tutti potessimo realizzare i nostri sogni. Se dovesse guardare a un domani, a un fra 50 anni, qual è l'augurio che si sente di rivolgere allo sport italiano per andare avanti e migliorare sempre di più? Allora, in 50 anni ho visto cambiare il mondo sportivo è cambiato perché sono cambiate le tecnologie, sono cambiate anche le persone, è cambiato l'approccio che si ha, però rimane fermo il principio, i valori che noi portiamo e più andiamo avanti e più è difficile nella nostra società confermare determinati principi e più importanti diventano questi valori. E io ho la fortuna di aver praticato e di dirigere società che promuovono discipline, le arti marziali, e quindi che mettono al primo posto i valori, ancora prima del gesto tecnico. Gianpietro Vascellari, oggi con questa Stella d'Oro al merito sportivo che ha ricevuto, diciamo, ha coronato il suo percorso sportivo e dirigenziale e l'ha fatto proprio a Belluno. Sì, è un segno del destino, perché nessuno sa che io, pur abitando nel Veneto da tanti anni, eccetera, sono bellunese di origini. Io sono nato ad Auronzo, più cadorino di così si muore. Però è sempre un grande piacere quindi avvicinarmi a questo territorio, nei quali ho lasciato la mia vita, le mie passioni. Oltre al judo ho frequentato infatti la roccia, mi sono arrampicato, conosco le montagne, ogni dettaglio di questo territorio. Quindi una premiazione che mi fa particolarmente piacere. Insomma, non è che io amo Venezia, ma il mio cuore batte nel bellunese. Quando vede le montagne lei sente, insomma, quei ricordi della gioventù che non ha mai dimenticato? Mai dimenticato, è impossibile. La montagna è come un contorno all'interno del quale si può mettere qualsiasi situazione migliore, perché per andare in montagna bisogna amare il territorio, amare la fauna, la flora, e soprattutto un gran coraggio. Io il coraggio che ho praticato nello sport l'ho avuto in queste occasioni anche in montagna. Quando situazioni pericolose si presentano, tu sei nato in montagna, tiri fuori la grinta e il coraggio. E come l'ho tirato fuori nello sport che pratico, che è ben noto, insomma, ecco, almeno agli addetti. Mi sono trovato in situazioni dove il meglio ho dovuto tirarlo fuori anche se non volevo. Cosa posso dirvi io? Che ricevere un'onorificenza, come ho detto prima, è un riconoscimento a quello che avete fatto. Però, anche se è passato tanto tempo, quando ero atleta, come facevo per scendere dal podio, pensavo a come risalirci. Ed è quello che vi dico, cercate sempre di risalirci. Sarà sempre più difficile, ma dipende esclusivamente da noi. Grazie a tutti, viva Belluno! Viva lo sport e cercheremo di fare il nostro meglio per rendervi fieri e orgogliosi di essere italiani. E viva il CONI, Presidente Ponchio. Ma niente, la chiusura l'ha fatta il Presidente Bonfiglio, mi associo alle sue parole, ci ha dato uno stimolo a non mollare mai, non molliamo, ma noi siamo tosti e non molleremo e ci vediamo alla cerimonia della consegna delle benemerenze del prossimo anno con appuntamento a 250 metri da qui. Grazie, alla prossima.